Si chiama Bolkestein, si legge protesta, è quella che i balneari veneti metteranno in atto venerdì prossimo, 9 agosto, con il cosiddetto sciopero degli ombrelloni, ovvero ombrelloni e lettini chiusi dalle 9 alle 11 del mattino. Contro il governo e il Parlamento che chiude i lavori agostani per ferie, senza tutelare la categoria, ovvero senza approvare una legge che garantisca la balneazione attrezzata. Spiega così il presidente del settore del sindacato interprovinciale di Venezia e Rovigo, Lorenzo Braida, i motivi dello sciopero. Si dice decisamente insoddisfatto rispetto all'ultima seduta del Consiglio dei Ministri di stamane con il ministro Raffaele Fitto. Non ha prodotto nessun tipo di decisione per quanto riguarda i balneari e quindi venerdì mattina anche il Veneto si adeguerà, diciamo, a quelle che sono state le scelte del sindacato italiano balneari. Per quanto ci riguarda, da Bibione a Rosolina, ogni concessionario esporrà delle locandine, dei manifesti attraverso le quali l'utenza potrà capire quali sono le ragioni che ci portano a chiedere al governo di legiferare finalmente, una volta per tutte, con delle regole chiare, valide su tutto il territorio nazionale, per poter ottenere le nuove concessioni. Concessioni che hanno costi decisamente elevati, contrariamente a quanto si pensa, sostiene Braida, si investe molto sui servizi dedicati al comparto insieme agli alberghi, la ristorazione e il settore immobiliare ed anche con l'ente pubblico, quali i consorzi arenili, conclude.